un episodio che ha scosso anche gli studenti, sembra che la ragazza si volesse togliere la vita. Fortunatamente sono intervenuti lo psicologo dell'istituto e un altro insegnante, insomma nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine, è arrivato anche il 118 e la ragazza insomma poi ha cambiato idea. Ritorna sulla mattina di paura vissuta al liceo Berto il sindaco di Mogliano Davide Bortolato, anche lui scosso per una vicenda che fortunatamente si è risolta in senso positivo grazie all'intervento di un operatore della scuola e dello psicologo. Ora la ragazza sta meglio e continuerà a essere seguita, un episodio estremo di un disagio profondo sempre più diffuso tra giovani e giovanissimi. Proprio per questo abbiamo anche nelle scuole medie, in questo caso, attivato un progetto, si chiama un progetto mediazione, scaturito un po' dopo appunto il Covid e alcuni episodi simili a questo. Abbiamo degli educatori che operano all'interno delle scuole, operano nei parchi pubblici per intercettare, ecco, il disagio e avviare i ragazzi che hanno bisogno in particolari percorsi anche lavorativi, insomma in percorsi anche di giustizia riparativa. A Mogliano il caso più emblematico e doloroso resta quello dell'aggressione di un quindicenne a Marta Novello. Di pochi giorni fa l'annullamento della sentenza di condanna da parte della Cassazione, con un processo ora da rifare con tutto il suo carico di interrogativi.